Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Anziani e disabili abbandonati in attesa di cure nei corridoi del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Tante le denunce dei parenti. Ha raggiunto il picco in Sicilia l'influenza stagionale, quest'anno ancora più aggressiva. Febbre e tosse persistente, i sintomi più comuni. Ragazzi, fermatevi, convertitevi, l'appello di Don Giannalia, parroco dello Zen, nel mirino di 2 sparatorie. Sui social un video di giovani che inneggiano ad armi e alla mafia. Alta tensione a Vittoria, nel Ragusano, minaccia il sindaco e bomba Molotov contro un bene confiscato. L'eruzione sull'Etna, la colata lavica a quota 1400 metri, diretta nella Valle del Bove, ma a solo 5 chilometri dal centro abitato di Fornazzo. Applausi al Teatro Massimo Bellini per il concerto di Capodanno, trasmesso in diretta su Antenna Sicilia e su Sicilia Web e con contatti da tutto il mondo. Stasera la replica su Telecolor. Calcio, il Palermo si gode gli ultimi giorni di riposo. Nel frattempo il direttore sportivo Carlo Osti cerca un'alternativa a Brunori. Serie C, Catania domani in campo a Foggia da capolista. Il neoacquisto Bruzzaniti, che ieri ha firmato il contratto, è partito con la squadra. Dunque anziani, anche disabili, abbandonati per giorni nei corridoi del pronto soccorso in attesa di cure. Succede all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Tante le denunce da parte di parenti. Sentiamo GR Italia. Corridoi affollati, lettighe che non bastano e pazienti costretti ad aspettare per giorni. È la fotografia dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, dove il pronto soccorso e la stanteria vivono una situazione al limite, esplosa soprattutto durante il periodo festivo. I numeri sono ridotti da tempo, mancano posti letto e personale sanitario e l'aumento degli accessi legato alla diffusione della cosiddetta variante K dell'influenza ha fatto il resto. I medici assicurano che l'assistenza è garantita, ma le attese si allungano e i disagi diventano sempre più evidenti. A segnalarli sono i familiari dei pazienti. Un caso su tutti, un uomo di 80 anni colpito da emorragia cerebrale è rimasto per ore nel corridoio senza un posto in una stanteria. Accanto a lui un altro anziano con gravi problemi respiratori. A un certo punto, raccontano i parenti, sarebbero finite anche le lettighe disponibili. L'80enne è stato poi trasferito su richiesta della famiglia all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. C'è poi la storia di una donna di 92 anni, cieca e con invalidità totale, rimasta quasi una settimana in una stanteria. Il figlio ha presentato 2 diffide parlando apertamente di violazione dei diritti del malato. Solo ieri il ricovero nel reparto di medicina. Il comune segue la vicenda, l'assessore alla sanità Filippo Franzone parla di una situazione spesso drammatica e annuncia un intervento politico. Nei prossimi giorni insieme al sindaco verrà chiesto un confronto con ASP e Regione, sul tavolo le carenze strutturali e di organico, una battaglia che parte da lontano. Già lo scorso settembre una manifestazione davanti all'ospedale aveva contestato il piano regionale che prevede il taglio di 18 posti letto su 147, una riduzione che pesa su una struttura chiamata a servire non solo Gela, ma gran parte dell'area sud della provincia di Caltanissetta, una pressione che oggi nei corridoi del Vittorio Emanuele è diventata un'emergenza quotidiana. E proprio in questi giorni ha raggiunto il picco in Sicilia l'influenza stagionale, quest'anno ancora più aggressiva, febbre e tosse persistente, i sintomi più comuni. Roberta Lunghi. Ospedale Cannizzaro di Catania, nel reparto di malattie infettive, il ricovero dei casi più gravi per l'influenza stagionale. In questo momento su 16 posti letto 4 sono riservati a 4 pazienti che sono con una forma grave di influenza. In questo momento impatta in termini di polmoniti interstiziali e in termini di insufficienza respiratoria. Tutta colpa dei 2 ceppi in circolazione, H1N1 e H3N2, con la complicità di un'altra variante assai aggressiva. La variante K che evidentemente sta risultando più aggressiva e più grave di quello che ci si aspettava. Chiari i sintomi. Febbre molto alta, arriva a 39, disturbi respiratori con una a volte difficoltà importante, tosse insistente che perdura peraltro anche quando il processo infettivo si è esaurito e ovviamente a volte disturbi anche intestinali.
Il pericolo della polmonite interstiziale richiama un allarme ben noto al tempo del Covid e per i soggetti fragili è possibile la prescrizione della molecola oseltamivir, apposito farmaco antivirale. Per chi non raggiunge estreme complicanze, cautela, antinfiammatori e mucolitici per agevolare la guarigione, di solito più rapida in chi si è vaccinato. Ecco, il picco si può considerare raggiunto o è da raggiungersi ancora? Ormai lo abbiamo praticamente quasi raggiunto, è chiaro che ci sarà un altro mese e poi sarà Sant'Agata che ci aiuterà come sempre a risolvere i problemi dei catanesi. Ancora spari allo Zen contro la chiesa del quartiere, l'appello del parroco: ragazzi convertitevi. Intanto circola un video dove si vedono dei ragazzi che sparano con pistole e fucile. Marco Gullà. Se vuoi la vie, l'amor, la stick, la glock, la drog, scegli tu se vuoi la vie, l'amor, la stick, la glock, la drog, scegli tu se una musica che inneggia la malavita, pistole in aria come trofei. Da ieri sera un video circola sui social network e mostra 3 ragazzi lungo le strade dello Zen che ridono e scherzano, stringendo tra le mani 2 pistole e un fucile che poi, con estrema naturalezza, puntano verso il cielo, esplodendo una raffica di colpi. Sicuramente sono armi vere, perché una volta premuto il grilletto la fiammata esce dalla canna di ciascun'arma. E la grigia e desolante istantanea di cosa sta succedendo allo Zen in queste ultime settimane. Un quartiere fuori controllo, lo ha definito il parroco della chiesa, presa di mira 2 volte dai malviventi. Padre Giannalia ha nuovamente trovato danneggiato uno dei portoni della chiesa, una nuova intimidazione anche contro un prete che sta cercando di aiutare molte famiglie dello Zen. Non siamo noi che dobbiamo avere paura. Ad avere paura devono essere altre persone, quelli che hanno fatto questo. Paura veramente, perché davanti a loro c'è uno scenario, sempre uno scenario terribile, perché fare questo vuol dire vivere veramente nella morte. E noi continuiamo ad andare avanti, tranquilli. Ci vuole ben altro per fermarci. Danneggiato il quadro elettrico della chiesa, padre Giannalia però fa un appello a chi ha sparato. A questi ragazzi dico: ragazzi, convertitevi, perché il tempo si è fatto stretto, prima che succedano cose irreparabili per voi. Ecco, l'avviso ve lo do io: è meglio che mi filmate e ritornate indietro finché siete ancora in tempo. E noi preghiamo proprio per questo. E a Vittoria, nel Ragusano, intimidazione al sindaco e un incendio doloso ad un immobile comunale fanno salire la tensione. Veronica Barbarino. Era il 31 dicembre mattina quando il sindaco Aiello, qui nel cuore della città di Vittoria, è stato insultato con fare minaccioso da una persona alla guida di un SUV nero. Era sfacciata la provocazione e immediatamente mi sono detto: qualcosa accadrà nei prossimi giorni, perché è un segnale. Ho avuto l'accortezza di prendere le prime lettere, i primi numeri della macchina. L'ho inseguita per un certo tratto, invitandolo in mezzo alla strada a scendere: vieni qua. Sono cose che non accadono per caso, anche quando si tratta apparentemente quasi di banalità. Un episodio infatti apparentemente di poca rilevanza se valutato isolatamente, ma quanto accaduto nelle ore successive ne ha cambiato radicalmente il peso. Nel corso della notte infatti ignoti hanno appiccato un incendio lanciando una bottiglia Molotov sul tetto di un immobile recentemente acquisito per lottizzazione abusiva dal comune. La villetta è riconducibile a Raffaele Giudice, attualmente detenuto nel carcere di Roma. Gli investigatori stanno ora esaminando con attenzione le vicende legate alla casa, acquisita al patrimonio comunale negli anni scorsi, successivamente restituita a Giudice e tornata solo di recente nella piena disponibilità del Comune di Vittoria. Ogni possibile collegamento tra i 2 episodi è al vaglio delle forze dell'ordine, impegnate a far luce sull'accaduto. 2 amici di 68 anni di Carini in provincia di Palermo sono stati trovati senza vita in casa ieri pomeriggio. Uno era disteso nel soggiorno e l'altro nel letto, possibile l'avvelenamento da monossido di carbonio. E veniamo adesso alla situazione sull'Etna. La colata lavica ha raggiunto quota 1400 metri, defluisce nella Valle del Bove ma a soli 5 km da Fornazo. Il sindaco dice: siamo sereni. Orazio Longo.
Ancora una volta l'Etna ci ha sorpreso, afferma il vulcanologo dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania Boris Benche, che in un post sui social parla di un colpo di scena e di un vulcano incredibile. Un'eruzione turistica, l'ha definita lo stesso direttore del Dipartimento regionale di Protezione Civile, Cocina, che dopo 2 riunioni in videoconferenza con l'Agenzia Nazionale e i sindaci locali ha rassicurato sullo stato dell'arte. Non ci sono pericoli imminenti, l'allerta resta gialla, ma attenzione ai turisti indisciplinati. Milo, con la frazione di Fornazzo, rimane il centro abitato più vicino alla colata, che ha toccato quota 1400 metri, defluendo il suo cammino nella Valle del Bove, in zona desertica. Attivato il cancello sul sentiero di Pietracannone. Ho fatto l'ordinanza per limitare l'accesso al fronte lavico, in quanto praticamente molte persone in questi giorni si sono avventurati senza la necessaria attrezzatura. Al momento la situazione appunto a Milo è abbastanza tranquilla, non c'è alcuna preoccupazione fra la cittadinanza e noi siamo fiduciosi nel fatto che questa colata lavica rimarrà solo confinata appunto all'interno della Valle del Bove e non interesserà i nostri centri abitati. Operativo l'aeroporto di Catania nonostante l'allerta arancione del Vona. Intanto un escursionista è morto a causa di un infarto lungo il sentiero di Monte Gemellaro. Giunti a Valle del Bivacco in elisoccorso, i sanitari, dopo aver raggiunto l'area in cui si trovava l'uomo, hanno avviato le manovre di rianimazione ma senza esito. Cambiamo argomento, primo giorno di saldi anche in Sicilia, budget sotto i 300 euro, al nostro TG anche il consiglio delle associazioni dei consumatori. Francesco Aloi. Oggi partono i saldi, quindi è caccia all'affare. Sì, diciamo che siamo già cacciati affari, infatti. Stiamo cercando infatti qualche occasione. Il giorno dei saldi è arrivato, si parte anche in Sicilia. Si approfitta ad acquistare articoli belli, sfiziosi, eleganti, che magari a inizio stagione per il prezzo alto non si acquistavano. Le vie dello shopping sono affollate già di buon mattino, si guardano le vetrine, poi si entra con la voglia di mettere mano al portafoglio, ma risparmiando. Budget di spesa? No, non ho una budget di spesa, quello che mi piace prendo. In famiglia, considerando io e mia moglie, sempre sulle 400, 350, insomma. È di 270 euro la spesa media per i siciliani. Tra i prodotti che dovrebbero essere più acquistati, sul podio ci sono abbigliamento, calzature e accessori. Se il buongiorno si vede dal mattino, le aspettative sono più che buone e gli acquisti online non spaventano i commercianti. Si sta iniziando a vedere un po' di movimento in più, chiaramente con i saldi, perché la gente ne approfitta e speriamo bene. Comunque, prima di ogni acquisto bisogna fare attenzione. Fondamentale è non fatevi ingolosire dal saldo del 70-80%. No, possono essere fondi di magazzino. In buona sostanza un saldo è attorno, un buon saldo, 40-50%. E dopo il TG alle 14.30 e domani alle 14 su Antenna Sicilia torna Il Punto, l'approfondimento condotto da Luca Ciliberti, che ci ha appena raggiunto in studio e che guarderà questa puntata al nuovo anno. La prima puntata del 2026 guarderà appunto al 2026 con le aspettative dei siciliani, degli italiani per questo nuovo anno. Lo faremo con un'analisi ovviamente dettagliata, come dice il nostro modo di fare. Ci serviremo dell'Istituto Piepoli, dati in esclusiva che proprio Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, porterà qui in studio. Quindi attenzione, insomma, curiosità che riguardano le tasse, gli aumenti, la politica, la giustizia, insomma sarà un anno intenso, vedremo cosa si aspetteranno i siciliani. Poi c'è una gustosa anteprima oggi con il nostro Totò Galì, che ha fatto, ha ripercorso in un paio di vignette il 2025 e anche lui proporrà le aspettative del 2026 con la sua satira, con la sua ironia che lo contraddistingue. Ci saranno in studio anche il segretario del Partito Democratico, il segretario regionale Anthony Barbagallo e il deputato parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia Francesco Ciancitto, che commenteranno ovviamente questi dati, e poi ovviamente giornalisti, opinionisti, tutto il cast al completo del Punto. Va bene, grazie Luca Ciliberti, noi ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con il concerto di Capodanno che abbiamo trasmesso in diretta sulle nostre reti. A tra poco.
Siamo agli spettacoli, applausi al Teatro Massimo Bellini per il concerto di Capodanno, successo per la nostra diretta su Antenna Sicilia e sul sito Sicilia Web con contatti da tutto il mondo. Stasera la replica su Telecolor. Orazio Longo. Il terzo bis è stato il Cancan di Offenbach dopo Tace il labbro dalla Vedova Allegra e Vieni a Varasdin dalla Contessa Maritza, ricontestualizzato con Vieni a Catania. Vieni a Catania ed reggi sul tatami al tocco magico dei piedi. Il pubblico delle grandi occasioni al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania per il tradizionale concerto di Capodanno. Politici, famiglie e pure chef stellati tra i palchi. Soddisfatto il sovrintendente Cultrera. All'inizio del 7° anno di questa sovrintendenza sento il dovere di ringraziare tutta la squadra che è stata la stessa per oltre 6 anni e quindi possiamo offrire delle stagioni di livello internazionale. Questo è stato anche il chiamo per tutti coloro che si sono abbonati e che frequentano il nostro teatro. Grande successo per la nostra diretta su Antenna Sicilia e sul web su Sicilia Web con contatti da tutto il mondo. Lo sforzo tecnico e della redazione è premiato dagli ascolti. Ad accompagnare passo dopo passo gli spettatori attraverso la scaletta del concerto Roberta Lunghi con Eva Spampinata a raccontare il dietro le quinte. Sono sempre felice di tornare qua, ritrovo la magia del Bellini e della sua orchestra, del suo coro. E per chi l'avesse perso, stasera la replica su Telecolor alle 20. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare di calciomercato, ma anche perché domani il Catania è in campo a Foggia. A tra poco. Siamo al calcio e il Palermo si gode gli ultimi giorni di riposo. Nel frattempo il direttore sportivo Carlo Osti lavora sia sul mercato in uscita che in quello in entrata. Sentiamo le ultime nel servizio di Marco Bullà. Questione di ore e poi Matteo Brunori sarà un calciatore della Sampdoria. La seconda cessione dell'anno per il Palermo si sta definendo. La prima è stata quella di ieri con il portiere Bardi passato al Mantova, tra l'altro prossimo avversario dei rosanero in campionato. Ma il direttore sportivo Carlo Osti sta cercando di dare subito ad Inzaghi una valida alternativa a Brunori. L'obiettivo principale in entrata è Matteo Tramoni, ma la valutazione del Pisa è attorno ai 6 milioni di euro ed è considerata troppo alta dal Palermo. L'idea di base per la formula del trasferimento sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Restano vive le alternative ritenute altrettanto affidabili dalla dirigenza. In cima alla lista c'è Pierini del Sassuolo, ma non del tutto escluse le strade che portano a Moreo e Jonsen. Su quest'ultimo però ci sarebbe il forte interesse del Venezia. Sul fronte uscite dovrebbe lasciare il Palermo anche Corona, su di lui diversi club di Serie B. Potrebbe andare al Pescara, sta alla finestra anche la Reggiana. Intanto la squadra a breve riaccenderà i motori in vista dell'impegno di campionato di domenica 11 a Mantova. Inzaghi recupererà giocatori importanti come Beresischi e Vasic, oltre a Pierozzi che ha comunque giocato parte del match contro il Padova. Il Catania domani in campo a Foggia per la prima partita del nuovo anno. Rosazzurri in testa alla classifica. Bruzzoniti, che ieri ha firmato il contratto, è partito con la squadra. Marco Carli. La bandiera di Catania è dietro il pullman con la squadra, all'aeroporto alla vigilia della prima trasferta del 2026 che sarà allo Zaccheria di Foggia. Si cerca di partire al meglio anche nel girone di ritorno dopo aver chiuso in testa l'andata insieme al Benevento, fra le grandi avversarie di questo campionato che il Catania vuole vincere, contando anche sulle armi in più. Una è Bruzzaniti, anche lui, dopo la firma del contratto, sul volo che ha portato i rossazzurri in Puglia. Non si è allenato con i compagni, è pronto fisicamente, possibile panchina per lui. Per il resto Pieraccini sembrerebbe in vantaggio su Allegretto, a centrocampo pronti alla conferma Quaini e Di Tacchio. Da Ausilio sarebbe favorito per giocare con Jimenez alle spalle di Forte, qualche ballottaggio e tante certezze per Toscano, quelle emerse dopo un intero girone. Il nostro obiettivo è
iniziare come abbiamo finito. Lo vogliamo fortemente perché sappiamo che partire forti dopo questa settimana di sosta è la cosa più importante. È una partita che bisogna prendere con le pinze. Hanno cambiato allenatore, nelle ultime gare hanno dimostrato di aver trovato un'identità ben precisa, una squadra che è molto dinamica. Domenica diretta in esclusiva in chiaro su Telecolor a partire dalle 11.30, poi la telecronaca del match dalle 12.30 a fine gara. Come sempre, le interviste ai protagonisti. Momento difficile per le altre due squadre siciliane di Serie C, Siracusa e Trapani. Sentiamo Francesco Triolo. Due partite molto diverse tra loro, quelle di domani, ma che alla ripresa del torneo dopo la sosta natalizia per Siracusa e Trapani possono dare l'idea di quello che potrà essere il cammino futuro, a cominciare dal Siracusa che ospita la Salernitana, terza in classifica e con la voglia di partire col piede giusto per recuperare le distanze da Catania e Benevento. Il Siracusa che troverà la squadra di Peppe Raffaele una squadra ed un ambiente intontiti dagli ultimi avvenimenti. Prima il deferimento per il mancato pagamento scorso 16 dicembre di stipendi, contributi INPS e IRPEF che porterà ad una penalizzazione probabilmente tra i 4 e i 6 punti. In più c'è poi il rischio di perdere altri pezzi pregiati. Turati contro la Salernitana ad esempio non avrà già guadagni, andato al Picerno, da decidere il futuro di Ba che non vuole più rimanere e la possibilità che la lista dei partenti sia lunga è davvero alta. Non è che il Trapani se la passi meglio, al provinciale arriverà il Casarano e sulla carta c'è la possibilità di accorciare sulla zona playoff, ma la situazione del club Granata così come di quello di basket non fa certo dormire sonni tranquilli. L'apertura del mercato è stato per il Trapani l'occasione per cedere. Carriero è andato alla Salernitana, Ciotti del Cosenza e Negro allo stesso Casarano avversario domani pomeriggio, tutti trasferimenti a titolo definitivo. Insomma, sembra una diaspora quella iniziata sia a Trapani che a Siracusa. Ed è ufficiale il nuovo deferimento per il Trapani. Alla società del presidente Antonini sono contestate violazioni amministrative. In una nota la società chiarisce che si tratta della riproposizione di quello relativo al mese di ottobre scorso, già oggetto di difesa innanzi al Tribunale Federale Nazionale con l'unica esclusione della posizione INPS. Parliamo di futsal, Supercoppa Italiana, la Meta Catania va a caccia del suo quarto trofeo, domani prima semifinale contro Genzano. Marco Carli. Difendere il titolo da detentrice del trofeo è l'obiettivo della Meta Catania in vista della Supercoppa Italiana. Nelle immagini il successo della scorsa stagione con un perentorio 8-2 contro Napoli si giocava al Pala Catania. Questa volta squadra in campo ad Eboli in Campania, teatro della competizione che vedrà sfidarsi le migliori 4 squadre del panorama nazionale. La formula prevede una Final Four con 2 semifinali. La Meta Catania affronterà domenica il Genzano, mentre nell'altra sfida si contenderanno un posto in finale Eboli e Napoli. Le due vincenti si ritroveranno lunedì per giocarsi il trofeo. Sarebbe in caso il quarto della storia recente della Meta. Stiamo con tanta ambizione di fare bene lì, è una competizione veloce, in 2 giorni si deciderà il campione della Supercoppa di quest'anno, noi siamo i detentori del titolo e vogliamo tenerlo stretto. La Trapani Shark non si presenterà domani a Bologna per affrontare la Virtus, respinta la richiesta della società di rinviare la gara, dunque sono in arrivo altre sanzioni, a cominciare da un'altra multa di 50.000 euro e un punto di penalizzazione, oltre agli 8 già subiti. Mercoledì il Tribunale Federale dovrebbe esprimersi sul deferimento relativo ad altre irregolarità a carico della società del presidente Antonini. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi lascio adesso al punto condotto da Luca Ciliberti.